rimasti in un albergo di New York dove si trovavano per lavoro, erano soci in affari nel settore dell'arredamento, giallo sul decesso. È stato recuperato oggi pomeriggio nel lago di Lavarone il corpo senza vita dello scout 17enne di Lonigo disperso da 2 giorni, dopo il bagno non era più riemerso. Attimi di terrore alla parafarmacia di Macerata, un uomo armato di coltello è entrato nel negozio e minacciando la dottoressa si è fatto consegnare l'incasso, caccia all'uomo. Inflazione a luglio, il Veneto tra le regioni più care, i rincari arriveranno a oltre 2.600 euro all'anno per una famiglia di 4 persone. Bollette quadruplicate, case di riposo in grande difficoltà per garantire servizi agli anziani, il sistema rischia il collasso. Elezioni politiche 2022 in attesa, le liste e candidati, si lavora ai programmi, caro vita, energia, inflazione e tasse al centro del dibattito. Dopo Caorle al via anche ad Eraclea l'ordinanza per il decoro in vie e piazze, vietato stare in bikini o a torso nudo fuori dalla spiaggia. Buonasera e ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque, l'avete sentito dai titoli, erano soci in affari nel settore dell'arredamento i 2 italiani originali di Rovigo trovati morti in un albergo di New York. La scoperta dei 2 corpi sarebbe avvenuta mercoledì mattina, ma sarebbe arrivata in Italia solo oggi tramite il consolato italiano nella metropoli statunitense. Il più giovane, Luca Nogaris, 38 anni, era un artigiano, mentre Alessio Picelli, 48 anni, era un redattore di interni. Sarebbero stati a New York per motivi di lavoro. La polizia newyorkese non seguirebbe come pista principale quella di una morte violenta. E tragedia sul lago di Lavarone, trovato il corpo del 17enne di Lonigo che da martedì sera era disperso nelle acque del lago. È stato ritrovato senza vita il corpo del giovane di Lonigo disperso nelle acque del lago di Lavarone. 2 giorni di ricerche incessanti, l'angoscia e la speranza di familiari e amici. Oggi pomeriggio il ritrovamento del corpo di Willy Nguettia, il ragazzo 17enne scomparso martedì in Trentino dopo un tuffo che gli è stato fatale, ingoiato dalle acque mentre era in pedalò assieme al fratello in un campo scout. E la vicinanza della comunità di Lonigo, dove abita il ragazzo, si fa sentire ancora di più, stretta attorno al dolore della famiglia. Oggi campeggia l'incredulità per il destino del giovane originario della Costa d'Avorio, residente nella cittadina della provincia di Vicenza con la famiglia da 1 anno, inserito nel gruppo scout locale. Vigili del fuoco, sommozzatori e volontari che hanno lavorato incessantemente scandagliando i fondali con l'ausilio di strumentazioni sofisticate per poter individuare qualcosa nelle acque profonde del lago tra i fondali melmosi, dai quali oggi è stato recuperato il corpo del giovane. Una tragedia che ci ha toccato profondamente, spiega il primo cittadino di Lonigo, che continua: l'amministrazione garantirà qualsiasi tipo di supporto alla famiglia. L'incidente in cui sono morte mamma e figlia ha colpito duramente la comunità di Stanghella nella Bassa Padovana. I funerali sono stati fissati per sabato pomeriggio. Conoscevo, come dice il signore, una tragedia grande, lo so, persone gentili. Perché ci chiediamo il perché è successo. Bravissime, per me bravissime. Dopo lo seguo benissimo, eravamo anche amici con la ragazza e anche con la mamma. Che persone erano? Persone a posto, secondo me, dopo. È un paese sconvolto, Stanghella, profondamente provato dalla tragedia che ieri è costata la vita ad Anita Bertazzo e a sua figlia Pamela Breseghello. Una tragedia senza ancora un perché. Va chiarita infatti la dinamica dell'incidente. Ieri sera intanto una veglia di preghiera promossa dal parroco di Stanghella, Don Francesco Lucchini, mentre sono stati fissati per sabato alle 16 i funerali di mamma e figlia. Un fatto così non può essere commentato solamente con le parole di circostanza o che escono quando appunto succedono fatti del genere, ma per noi cristiani è importante anche così fare un po' di silenzio, raccoglierci, lasciare che parli il cuore attraverso così il balsamo della preghiera. 2 donne attive con le figlie di Pamela che, nonostante vivessero a Solesino, frequentavano la parrocchia di Stanghella, un dolore immenso. Ogni persona è importante
per la comunità e sicuramente Pamela e Anita lo erano per questa comunità, per questo paese, perché lo vivevano in modo pieno, in modo particolare Pamela, che era molto coinvolta nella crescita delle sue bambine, quindi con l'attività della scuola, del catechismo, con altre proposte formative rivolte appunto alle sue bambine e che lei insieme a Francesco condividevano in modo pieno. I parenti ora sono chiusi nel dolore di una famiglia che perde una mamma e una nonna. Chi è più colpito dal dolore, che non si riesce neanche a definire, è il marito e le sue bambine, anche se queste, ecco, per la consapevolezza che possono avere in questo momento, ecco, è un po' diversa la cosa, sicuramente saranno aiutate a comprendere quello che è successo e quindi ecco, il dialogo col marito è stato sicuramente delicato, sensibile e necessario però. Rapina questa mattina alla parafarmacia di Maserata in provincia di Treviso. Un uomo è entrato armato di coltello e si è fatto consegnare il denaro in cassa e caccia al malvivente. Una rapina avvenuta in pochi minuti. Secondo i testimoni, 2 sarebbero gli uomini che tenevano sotto controllo la parafarmacia in viale Caccianiga. Hanno girato nella zona per diverso tempo, tanto da insospettire la dottoressa. Aveva allertato anche il titolare dell'agenzia immobiliare che si trova accanto. Era un'ora che andavano avanti e indietro. Lei ha detto sono un'ora che vanno avanti e indietro delle persone mai viste. Tutto poi è precipitato in poco tempo. La dottoressa è rientrata in parafarmacia. Ho detto vabbè, stiamo un po' attenti. Ho detto va bene, io torno in parafarmacia, voi date un'occhiata se ci sono problemi. Saranno passati 20 secondi. Lei ha telefonato ai carabinieri, ha messo giù il telefono, quindi i primi 10 secondi, i successivi 10 è entrato dentro. Uno probabilmente al palo e uno è entrato dentro. Armato di un coltello da cucina e con gli occhiali da sole, si è avvicinato alla donna, gliel'ha puntato alla gola, voleva i soldi in cassa. Lei ha tirato fuori tutto quello che aveva e gliel'ha consegnato. Si tratta di un bottino di qualche centinaia di euro. Sono stati attimi di terrore per la donna, che è rimasta leggermente ferita. Probabilmente si è anche difesa perché aveva un taglio alla mano e un piccolo taglietto alla gola, per cui un po' sotto shock naturalmente. E i carabinieri erano allertati, ma era un'allerta dovuta non guardi che sono stata rapinata, era attenzione che ci sono. È stato tutto veloce. All'arrivo dei carabinieri la rapina era già stata messa a segno. I 2 sono poi fuggiti a piedi, immediatamente è scattata la caccia ai malviventi. E sono uscito e la signora è uscita, era là, aiuto, eccetera, eccetera. La paura ora è molta, non tanto per me, ci dice. C'è mia figlia che lavora, che è qui, io non ci sono, gli ho detto chiudi. Quando esco, ormai a questo punto chiudi sempre. Nelle prossime ore i carabinieri guarderanno le immagini della videosorveglianza. Forse i 2 rapinatori sono stati immortalati. La dottoressa è sotto shock ma sta bene. La parafarmacia rimarrà chiusa per qualche giorno. Ed ora parliamo di inflazione. I dati relativi al Veneto e alle singole province sono preoccupanti. In 12 mesi aumenti di oltre l'8%. Conoscevo, come dice il Signore, una tragedia grande, lo so, persone gentili, perché ci chiediamo il perché è successo. Bravissime, per me bravissime, dopo... Lo seguo benissimo, benissimo, eravamo anche amici con la ragazza e anche con la mamma. Che persone erano? Persone a posto, secondo me, dopo. È un paese sconvolto Stanghella, profondamente provato dalla tragedia che ieri è costata la vita ad Anita Bertazzo e a sua figlia Pamela Breseghello. Una tragedia senza ancora un perché. Va chiarita infatti la dinamica dell'incidente. Ieri sera intanto una veglia di preghiera promossa dal parroco di Stanghella, Don Francesco Lucchini, mentre sono stati fissati per sabato alle 16 i funerali di mamma e figlia. Un fatto così non può essere commentato solamente con le parole di circostanza. Ed ora il servizio che vi avevamo anticipato riguardo all'inflazione con i dati relativi al Veneto. Sentiamolo.
L'inflazione galoppa e i portafogli piangono. In Italia, così in Veneto, dove l'inflazione ha raggiunto la quota massima dell'8,5% nel mese di luglio e in provincia di Treviso l'8,4%. Siamo ai massimi storici dal 1984. Adriano Bordignon, presidente del Forum delle Famiglie del Veneto, commenta con preoccupazione i dati sull'aumento dei prezzi diffusi da Istat e Unione Consumatori. Il Veneto tra le regioni più costose insieme a Trentino e Lombardia, con Treviso a metà strada tra Verona, che segna da luglio 2021 a luglio 2022 un più 9,1%, e Rovigo, che si ferma al 7,2%. È come se la nostra comunità diventasse improvvisamente un po' più povera. Con l'inverno dietro l'angolo e con l'aumento dei costi delle materie prime, con l'aumento del caro bollette, lo scenario che ci prestiamo ad affrontare è certamente preoccupante. Lo dico da amministratore locale che valuta insieme all'assessore al sociale le richieste di aiuto da parte delle famiglie in difficoltà, e notizie come quella di oggi sicuramente ci dicono che queste richieste di aiuto continueranno ad aumentare. Olio, pane, pasta, burro, i maggiori rincari al supermercato riguardano prodotti che non è possibile non acquistare, per non parlare delle ulteriori spese per l'autunno, dalla scuola al riscaldamento. È necessario che la Regione metta a disposizione delle risorse per i nuovi impegni delle famiglie, in particolare per il diritto allo studio, incrementando anche le risorse, il bonus libri, e i comuni facciano altrettanto, cercando di utilizzare il fattore famiglia per valorizzare, per quantificare le tariffe del trasporto e delle mense scolastiche. In 12 mesi per una famiglia trevigiana di 2 persone ha significato spendere 1.955 euro in più, che salgono a 2.656 se i componenti diventano 4. Noi come amministrazione di Treviso ci stiamo organizzando per far fronte a questa ondata di emergenza sociale, creando un piccolo tesoretto da destinare alle famiglie in difficoltà. Con l'incertezza governativa che purtroppo sta caratterizzando il nostro Paese, non abbiamo un referente al governo che ci possa garantire sostegno. Difatti la prima richiesta che faccio chiunque andrà su, di avere risposte immediate per far fronte a questa, temo, immediata emergenza sociale che arriverà. Salasso sul carrello della spesa dei vicentini. In un anno i prezzi al consumo relativi a luglio sono aumentati dell'8,6% e nel mese di luglio a pesare sulla borsa degli alimenti sono soprattutto le bevande analcoliche, acqua compresa. Bevande analcoliche, succhi di frutta, acqua sul podio dei rincari nel carrello della spesa. Un salasso per il portafoglio dei vicentini, come rilevano i dati dell'ufficio statistica del comune relativi al mese di luglio. Prezzi dei beni alimentari che in generale continuano a salire di mese in mese, con una variazione annuale arrivata al più 10,8%, dove spicca la variazione di un più 8,7% relativa a bevande e verdura. Alimentari? Ecco, in primis. Negli alimenti. Sì. Ma sono cambiati dove? Frutta, verdura? In generale tutto. Sono cambiati il vostro stile di vita? Più o meno, eravamo a risparmio anche prima, per cui non è cambiato moltissimo. Supermercati più economici ovviamente, e la frutta e la verdura dai contadini. Sappiamo quello che mangiamo e si paga molto meno che al supermercato. La carta igienica che non sembra, oppure anche qualsiasi tipo di carte. Non si parla di verdure, di frutta e pasta, riso. Il riso è aumentato in una maniera strepitosa. Ad incidere sul costo della vita restano le voci relative ad abitazioni, elettricità, combustibili, il cui aumento in un anno è quasi del 25%. Dato mensile in maggiore diminuzione è quello del gas. Dappertutto è aumentato. Io ogni mese ho una bolletta, non riesco a capire. Variazione mensile al rialzo per la voce trasporti, così come rincarano anche i servizi ricettivi e di ristorazione, in cui il dato in maggiore aumento mensile è quello relativo alla voce servizi di alloggio, rincari in generale che portano i vicentini a tirare la cinghia. Guardiamo di più perché noi siamo pensionati e naturalmente quello ci arriva in tasca. Sì, dobbiamo in qualche maniera fare sì che i soldi ci devono per forza bastare. E sto molto attenta a confrontare i prezzi, per me sono quelli di frutta e verdura.
E dove va a comprare? Beh, generalmente vado nei negozi molto grandi di frutta e verdura dove ci sono offerte. Un luglio in cui i prezzi al consumo per i vicentini hanno pesato dell'8,6% in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno. I costi dell'energia mettono a rischio la tenuta socio-assistenziale delle case di riposo della Marca. Ieri l'appello dell'ISDRA, oggi siamo andati a Villa Belvedere di Crocetta e a Casa Marani. Il copione è lo stesso, bollette ormai quadruplicate. Eccola qui, questa è la bolletta, l'ultima bolletta arrivata relativa a luglio del 2022, che mostra un consumo inferiore rispetto alla pari bolletta dello scorso anno, ma un costo praticamente triplicato. Questa è una situazione che ormai perdura da qualche mese, ma a questi livelli non si era mai arrivati. 28.346 euro contro i 7.000 del 2020 e i 9.000 dell'anno scorso. Sono numeri che parlano da soli, quelli snocciolati dal presidente di Villa Belvedere. Nella struttura di Crocetta del Montello ci sono quasi 130 ospiti, la maggior parte non autosufficiente. Qui, tra un piano e l'altro, l'energia serve per garantire un minimo di qualità della vita. Con la bolletta dell'Enel noi facciamo andare l'impianto dell'ossigeno, facciamo andare il raffrescamento, facciamo andare i sollevatori, facciamo andare i letti, i materassi ad aria per evitare le piaghe antidecubito, cioè non possiamo permetterci di stare senza corrente. Tagliare su questi costi insomma è impossibile, di sicuro, sottolinea lo stesso Tappari, è immorale, così come lo sarebbe aumentare le rette. Su questo il presidente della RSA è netto. Io francamente l'ho già dichiarato, mi rifiuto di spalmare questi costi sulle rette degli anziani e delle loro famiglie, non certo perché io sia un anarchico o insurrezionalista, ma semplicemente perché trovo impossibile e non corretto spalmare una bolletta che è frutto da un lato di una mera operazione speculativa a livello internazionale e dall'altro di una pochezza di interventi politici a livello nazionale per settori come questo. Ma il copione è lo stesso in tutte le RSA della Marca. I conti aggiornati di Casa Marani nelle sue 3 strutture di Villorba, Povegliano e Paese fotografano un rincaro complessivo del 374% dai 19.000 del 2021 agli oltre 91.000 euro di questi giorni. Abbandona ogni diplomazia anche la presidente Zambon. A rischio c'è la tenuta socio-assistenziale. Quanto alle rette, siamo preoccupati che se non riusciamo a pagare le bollette, e questo riusciremo a farlo solo probabilmente agendo sull'aumento delle rette, si rischia il taglio dei servizi e questo renderebbe impossibile erogare l'assistenza agli ospiti. 400.000 euro l'exploit previsto per Casa Marani nel 2022, un colpo durissimo. Le case di riposo della Marca sono davanti a un bivio. È insostenibile già nella situazione attuale. Se pensiamo poi in prospettiva che fra 20 giorni arriverà la bolletta di agosto e sarà forse peggio di questa, e soprattutto se pensiamo che in autunno-inverno arriverà il gas con valori quadruplicati anche lì rispetto all'anno scorso. Politica il giorno dell'ufficializzazione dell'alleanza Renzi-Calenda, mentre in Casa Lega si fa sempre più concreta l'ipotesi di candidare i governatori Zaia, Fontana e Federica. È più di un'ipotesi e viene confermata anche da fonti venete del Carroccio. Matteo Salvini starebbe pensando seriamente di candidare i presidenti di regione leghisti alle politiche 2022. Quella che sembrava una boutade a inizio campagna sta prendendo forma e consistenza. I governatori non sono ineleggibili come i sindaci delle grandi città, ma eventualmente incompatibili. Una volta eletti, cioè, dovrebbero scegliere tra le 2 cariche. Zaia, Federica, Fontana sono gli assi che il leader della Lega vorrebbe calare per limitare le perdite nelle regioni settentrionali, magari a favore di Fratelli d'Italia. Per loro, riporta il quotidiano nazionale La Stampa, ci sarebbe la posizione di capolista nei listini proporzionali. Certo c'è da capire cosa diranno i diretti interessati. Lo stesso Luca Zaia ha escluso questa possibilità più volte, anche recentemente, ma le vie per Roma sono infinite, ancora di più quelle della politica romana e delle segreterie. Roberto Marcato, simbolo della Lega in Veneto, non nasconde il suo mal di pancia. L'impressione che si ha è che in realtà i giochi siano un po' fatti e, come dire, siccome non sono entrato ieri in politica
ne comprendo anche la logica, perché di fatto poi un po' dappertutto succede questo. È che noi siamo in un momento particolare e dal mio punto di vista sarebbe opportuno presentare delle candidature che abbiano la capacità di intercettare consenso nel territorio, perché altrimenti si rischia di non avere il risultato che in realtà meritiamo. Grandi manovre sono in corso su tutti i fronti. Oggi l'ufficializzazione dell'accordo tra Renzi e Calenda, nasce il terzo polo e sui social è già stato diffuso il simbolo. Abbiamo avuto 2 giorni di interlocuzioni insieme a Italia Viva e Matteo Renzi, adesso è notizia che l'accordo sia definito e in questo scenario politico noi ci vogliamo inserire proprio in questo contesto che stiamo dicendo, cioè nel senso noi rappresenteremo quell'area pragmatica, coerente, chiamiamolo terzo polo, chiamiamolo centro, chiamiamolo come vogliamo. Io so per certo che tra una settimana, se faccio un collegamento qua, le saprò dire che ho un programma di 250 pagine che risponde ai problemi e ai bisogni dei cittadini. In attesa di conoscere alleanze e nominativi prendono forma i programmi. Contrastare l'inflazione è la priorità del PD, una mensilità in più ai lavoratori per recuperare potere d'acquisto, afferma il segretario Martella. Dobbiamo innanzitutto contrastare l'inflazione e per farlo dobbiamo tutelare il potere d'acquisto delle famiglie, dei lavoratori, e dobbiamo aiutarli sul fronte luce, gas e carrello della spesa. Limitare i danni dell'inflazione galoppante, restituendo potere d'acquisto alle famiglie e fare in modo che il paventato autunno nero assuma altre gradazioni. Questa è la priorità del Partito Democratico Veneto nei giorni in cui si stanno definendo strategie e alleanze e ovviamente la lista dei nominativi tra riconferme e new entry. Mentre la tattica resta interna, i contenuti del programma prendono forma e consistenza. E per questo ci vogliono delle misure, per questo che noi abbiamo detto per esempio una mensilità in più ai lavoratori e vari sostegni ai giovani per gli affitti e per garantire quindi anche loro un futuro. Questo per le famiglie e le nuove generazioni. Per le imprese invece la strada in parte tracciata dal governo Draghi è quella della riduzione del famigerato cuneo fiscale. Cioè di quelle tasse che agiscono sulle imprese per il lavoro, per il costo del lavoro. Quelli vanno abbassati, contemporaneamente vanno abbassati i contributi che pagano i lavoratori in modo tale da garantire una mensilità in più. Mondo dell'impresa che in questo preciso momento storico deve superare diverse incertezze e alcuni paradossi come la carenza di manodopera. E l'altra cosa fondamentale in Veneto sarà quella di far incontrare meglio la domanda e l'offerta di lavoro. Noi vediamo che c'è una richiesta di lavoro e che spesso le imprese non trovano i lavoratori. Ecco, va prodotto un incrocio più efficace con politiche ben precise. Al via l'ordinanza decoro ad Eraclea, vietato stare in bikini o a torso nudo fuori dalla spiaggia. Nel nome del decoro ad Eraclea è vietato girare a torso nudo, banditi anche i costumi da bagno al di fuori della spiaggia. A deciderlo la nuova ordinanza comunale accolta con il plauso di residenti ed esercenti. Non mancano tuttavia i malumori, alcuni turisti giudicano le restrizioni inadatte per una località balneare. È un'ordinanza che nasce dall'esigenza richiesta da alcuni operatori perché si stavano manifestando degli episodi in cui le persone entravano nei bar e nei locali a torso nudo e quindi facendo seguito a questa richiesta abbiamo appunto emesso questa ordinanza. D'ora in poi sarà vietato circolare in bikini o a torso nudo nelle vie, nelle piazze cittadine, sui mezzi di trasporto, nei negozi, ad esclusione delle aree adibite alla balneazione. Sarà vietato anche bivaccare e disporre giacigli nelle strade, nelle piazze, nei parchi e nelle aree pubbliche. È in vigore da una decina di giorni, chi viene pizzicato è sottoposto a una sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 267 del 2000 e quindi in una somma che va da 25 euro a 500. Il primo provvedimento di decoro contro perizoma, tanga e petto nudo al di fuori della spiaggia è stato il comune di Caorle ad applicarlo. Eraclea ha deciso di seguirlo. Chi non rispetterà le regole rischia una multa salata, anche se per ora prevede
prevale la linea morbida. Abbiamo pensato e ritenuto più opportuno che almeno i primi giorni un minimo di tolleranza ci possa essere da parte dell'amministrazione, anche perché è una novità che non tutti conoscono, essendo appunto una località balneare. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al meteo. Pressione in diminuzione e ciò determinerà qualche breve episodio di instabilità sul nostro territorio. Vediamo il dettaglio di venerdì 12 agosto. Sul Veneto tempo variabile, un vortice in quota sfiora la nostra regione. Avremo schiarite alternate a cielo nuvoloso nel corso della giornata. Occasionali rovesci e temporali sparsi con il passare delle ore, meno probabili tuttavia sul veneziano e sul rodigino. Temperature come detto in lieve calo, minime tra 11 e 20 gradi, massime invece oscillanti tra i 25 e i 29 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo momenti soleggiati nella prima parte della giornata, a seguire locali piogge sparse, qualche schiarita poi in serata, sulla costa soffierà bora moderata. Temperature minime tra 17 e 21 gradi, massime sui 27-29 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Al mattino sole e nubi, mentre nel pomeriggio si formeranno dei temporali. Temperature minime intorno ai 14-15 gradi, massime sui 29 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.